Nel modo più tragico, le ricerche di Concetta Lo Cicero, la donna di 69 anni malata di Alzheimer, scomparsa dopo essere stata dimessa dall'ospedale Mater Domini di Castellanza lo scorso 7 febbraio. Nella serata di ieri il corpo senza vita della donna è stato trovato dai carabinieri nei boschi tra Castellanza e Rescaldina. Concetta Lo Cicero era stata cercata immediatamente con un enorme dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco, protezione civile con oltre 300 uomini e carabinieri, in particolare dai militari dell'Arma della stazione di Castellanza. E proprio i carabinieri avevano raccolto nei giorni scorsi la denuncia sporta dalla famiglia in seguito alla scomparsa. E armi pesanti ha colpito stamani la capitale Kiev. Frammenti di un velivolo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati dalla contraerea ucraina e sono caduti su 2 edifici residenziali. Le abitazioni situate nella parte orientale della città sono andate a fuoco e 3 persone, stando a quanto emerso finora, sono rimaste ferite. Intanto, fra la mobilitazione generale a livello locale, sui social sta circolando l'iniziativa di Sofia, una bambina di 10 anni di Travedona Monate, che ha preso carta e penna per scrivere una letterina in cui chiede di interrompere le ostilità perché, parole sue, il mondo è fantastico e bisogna essere. Giornata di disagi oggi a Milano per lo sciopero dei mezzi. Vediamo tutti i dettagli nel servizio curato dal collega Marco Raimondi. Problemi di spostamento oggi per i pendolari del Varesotto e dell'Alto Milanese che lavorano a Milano. È infatti cominciata alle 8:45 la fascia non garantita di circolazione dei mezzi pubblici. Si prevede l'astensione dal lavoro di molti dipendenti aderenti allo sciopero nazionale del trasporto indetto per la giornata odierna. Secondo quanto diffuso da ATM, l'azienda dei trasporti milanese, la circolazione delle linee metropolitane è sospesa e sono possibili grandi ritardi sui mezzi di superficie. A quanto pare tram e autobus in città stanno circolando col contagocce. La prima fascia dello sciopero si chiuderà alle 15, la seconda, in cui il trasporto non sarà garantito, comincerà alle 18 e arriverà a fine giornata. Gli scioperi, indetti da varie sigle di base, coinvolgono anche SEA e Trenord e in generale gli scali aeroportuali lombardi e il trasporto ferroviario. In particolare nella zona delle stazioni ferroviarie, dove è botta e risposta tra il consigliere comunale di opposizione Domenico Esposito e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Civati in merito allo stop del cantiere. Vediamo il servizio realizzato dal collega Nicola Antonello con le immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Sotto i fabbricati demoliti nella zona del progetto stazioni sono state trovate delle sostanze inquinanti nel sottosuolo. Lo sostiene Domenico Esposito, consigliere comunale del Polo delle Libertà, in una relazione sul tema che, quasi sicuramente, diventerà anche un'interrogazione consigliare. Tra le tante osservazioni avanzate dalle esponenze di minoranza, spicca appunto quella sugli inquinanti ritrovati. Possibile che prima di fare un'opera del genere non si sia indagato, si chiede Esposito, il quale teme anche un rallentamento oppure un blocco dei lavori. A rispondere sulla questione è l'assessore ai lavori pubblici Andrea Civati, il quale conferma il ritrovamento di inquinanti nel sottosuolo di quella zona. Civati, però, aggiunge che si tratta di un problema contenuto e circoscritto a una minima superficie e per cui è già stata attivata la pratica di bonifica con ARPA, quindi non avrà nessuna conseguenza sui lavori. Di Varese si rinforza con 11 nuovi agenti. Dopo l'arrivo di 6 vice ispettori all'inizio del mese di febbraio, l'organico agli ordini del questore Michele Morelli cresce ulteriormente con l'entrata in servizio di questi nuovi agenti assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 7 giovanissimi sono di nuova assegnazione e provengono dalle scuole allievi agenti di Alessandria, Trieste, Vibo Valencia, dove hanno svolto il programma di addestramento del 215° corso, mentre gli altri 4 vantano già un'esperienza professionale provenendo da altri reparti della polizia. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19, una buona giornata.